molto seguita. Siamo adesso alla 12ª, penso. Credo di sì. All'epoca eravamo dei pionieri. Dei pionieri, assolutamente sì. E allora, Ivan, che cosa ci farai assaggiare stasera? Allora, stasera, ragazzi, io sono nato davanti al mare, quindi un piatto di pesce. Pesce che in questo caso è un polpo, che ho pensato, ecco, immaginato nella cultura tra il Mediterraneo, quello che è le nostre coste e quello che è il Nord Africa. Quindi abbiamo un couscous su una crema di carote e zenzero, il polpo in doppia cottura. Prima viene bollito in un brodo vegetale, poi viene ripassato con una salsa barbecue che faccio io, questo processo lo facciamo insieme. Poi abbiamo una cipolla rossa che viene fatta al nero d'avola, quindi caramellata, e basta. Bene, allora insomma già avete capito che mangeremo bene questa sera con i 3 chef di Masterchef. Lui non ha il cappello, ma il cappello te lo dà Nebro di Gusto. Chiamiamo l'assessore, dottore Luca. Dottore, buonasera. Il cappello già ieri l'abbiamo fatto con tutti gli chef, lo facciamo pure questa sera. Nebro di Gusto, il cappello da chef. Grazie assessore. Subito. Assessore, 2 parole, un saluto. Non hai parlato proprio in questa manifestazione. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Iniziamo con Ivan che ci fa vedere questo piatto che già solo a sentirlo è veramente spettacolare. Poi a vederlo, io l'ho visto oggi nella preparazione, è ancora più bello. E mangiarlo, molto più bello ancora. Speriamo bene. Grazie, una buona serata. Grazie a te. Un applauso per l'assessore Luca Dottore, grazie Luca. E allora, cominciamo, qui dobbiamo accendere o ancora? Sì, accendiamo subito. Tu sei più bravo di me, vedi? No, che ne so, io ci ho provato ieri, ci sono riuscito, ecco, perfetto, ci siamo riusciti. Ieri abbiamo fatto proprio grande studio su queste piastre. L'olio della tenuta arena, ci mancherebbe altro. Poi quindi... io ho una donna eblea, quindi nel mio territorio è una roba che io apprezzo tantissimo. Andiamo un po' a usare per dare il tocco finale al nostro polpo che ho già preventivamente bollito e poi condito quindi marinato su una barbecue che io faccio con mele, peperoni, cipolla rossa, quindi è una barbecue artigianale. Una salsa barbecue, cioè. Esatto, una salsa barbecue che serve a dare quel gusto un po' di affumicato al polpo, che è una cosa che non si è vista. Conviene alzare, sì? Sì. Vai, tranquillo, vai. Ed è il massimo. 3,5. Ok. Se ho imparato bene, 3,5. Va bene. Okay. Quindi allora... il primo passaggio, carota, novella di ispide. Abbiamo fatto una... Presidio Slow Food. Presidio Slow Food è un prodotto eccezionale, dolcezza unica, unita a un tocco di sapidità che ci regala qualcosa di particolare, un piatto che non troviamo in altre carote, quindi abbiamo un'altra eccellenza siciliana, assolutamente sì. Ieri c'è stato un pastry-chef che ha preparato un dolce che lo ha chiamato al cane nel cuore proprio a base delle carote di ispide. Ma sono prodotti eccezionali, quindi io quando posso e quando le trovo, al momento vivo anche a Milano, devo dire che ogni tanto le becco e quindi quando posso le raccomando pure nei ristoranti dove sto lavorando. Quindi ho fatto una crema di carote con l'aggiunta dello zenzero che ci dà un tocco di piccantino, comunque non troppo, però un gusto un po' particolare. Quindi andiamo a sporcare il nostro piatto. Si dice in questi casi per creare movimento nel piatto. Esatto, ne sai più di me, caro. No, magari. Così può bastare. Poi l'olio è già caldo, quindi sì, andiamo già fuma. A rosolare il nostro polpo che abbiamo leggermente marinato nella salsa barbecue. Senti, ma com'è stata questa? Cioè, è un'esperienza quella di Masterchef che ti ha cambiato la vita? Cioè tu, no. Di sicuro ho cambiato lavoro. Hai cambiato lavoro. È un'esperienza molto impegnativa, molto stressante, per chi non è abituato a certi ritmi. È di sicuro impegnativa, poi vedi come stai facendo tu adesso, si deve essere un po' abituati a parlare a favore di telecamere, nel frattempo a pensare a non bruciare tutto il cibo. Infatti, a proposito,
potete anche seguire lì nel maxi schermo in diretta questo live cooking, perché insomma è ripreso in diretta grazie a Pippo Ricciardo, a Nino Napoli, insomma tutto il service all'interno del Mediterraneo. Quindi poi andiamo ad aggiungere al nostro piatto un couscous, vedete che è giallo perché la curcuma messa nel brodo. Il brodo, attenzione, è lo stesso brodo con cui ho cotto il polpo. Perfetto. Quindi ha già questo sapore di pesce, poi andiamo ad addizionare anche la curcuma in polvere, abbiamo un tocco di colore e un profumo che va sul medio orientale, se vuoi. Che a me Si è una mischiano cosa che- culture, si mischiano insomma. Esatto, noi ricordiamoci che siamo una grande commistione di culture e secondo me è una cosa bellissima. Ok. Qua ci siamo quasi, poi ho usato una cipolla rossa che ho stufato con del nero d'avola, che è un'altra eccellenza siciliana delle mie parti, che ci dà un tocco di dolcezza in più, in un piatto molto articolato. Abbiamo dolce, salato, abbiamo il piccante dello zenzero, abbiamo il profumo della curcuma e poi il polpo chiaramente che la fa la padrona. Ok, qui ci siamo. Vi ricordo che tra non molto Ivan Jurato insieme agli altri Masterchef saranno i giudici, diventeranno giudici, quindi passeranno dall'altro lato della barricata per giudicare i sindaci, che vedo preoccupatissimi perché non hanno idea di che cosa devono cucinare, quindi ci sarà una competizione tra sindaci, sono ben 6 sindaci del comprensorio che competeranno per questo Masterchef sindaco che si sono inventati qui proprio per Nebro di Gusto, una bella iniziativa. Andiamo ad impiattare. E guarda, il piatto è finito. Ora Facciamo un applauso a Ivan Jurato. ora guarda il sindaco perché deve assaggiare. Allora, sindaco, c'è il sindaco qui nelle vicinanze, se non c'è il sindaco chiamiamo Luca, vieni Luca, chiamiamo l'assessore così, la cavia. Vieni Luca, vieni. No, devi assaggiare il piatto e poi... Amici di Bella Sicilia, avete capito dove ci troviamo per la seconda sera ad Alcara Lifusi, un comune del Parco dei Nebro, di un polmone verde, un borgo molto bello da visitare senz'altro Ecco qua. in ogni periodo dell'anno, ricco di acqua, ricco di vegetazione, tante cose da vedere e da fare. È il paese dei grifoni, dell'aquila reale, insomma, cos'altro dire, anche del buon cibo. Assaggiamo Ed è il questo protagonista polpo. Hai di dato un nome a questo questo piatto, io? evento, ospita questo evento, Nebro di Gusto, 4 serate alla scoperta dell'agroalimentare siciliano. Stiamo seguendo con le telecamere di Onda TV e con tutti voi queste serate. Abbiamo appena visto la preparazione di un piatto eseguito da uno chef che ha partecipato alla seconda edizione di Masterchef, viene da Ragusa ed essendo cresciuto sul mare ha voluto proporre un piatto di pesce. Fateci sapere se la ricetta vi ha incuriosito o ingolosito. Tra poco si esibiranno altri chef di Masterchef, ma non solo, un momento tanto atteso, dovranno cucinare e gareggiare anche alcuni sindaci dei comuni limitrofi. Sarà sicuramente un momento divertente, ma anche di crescita, perché ad essere usati sono sempre e comunque grandi prodotti di eccellenza siciliani. Abbiamo visto prima l'olio di oliva, le carote, l'ispica, è sempre un bel vedere. Noi abbiamo cibo. Sì, perché ora abbiamo... Tra poco quindi i sindaci ai fornelli, vedremo un po' cosa ne verrà fuori, magari ci rivediamo con altre dirette. Ah sì, Cavaliere, Ma adesso una facciamo sorpresa per voi. intervista live su Bella Sicilia.
scottire il Allora microfono. ci spostiamo un po' perché abbiamo la cassa qui, vediamo un po' se ci mettiamo. Sorpresa delle sorprese per tutti gli amici Allora abbiamo della Sicilia. un personaggio che ama la sua terra, ama la Sicilia e ama anche l'olio d'oliva. Cavaliere, lei ha fondato una tenuta che si dedica proprio all'olio d'oliva e oggi ne abbiamo parlato qui a Nebro di Gusto. Ma come nasce questa passione e questo amore poi per la terra, per la nostra bella Sicilia? Grazie, questa passione nasce per amore di creare un prodotto di assoluta eccellenza che è un prodotto nutrizionale, salutistico, è l'oro della Sicilia, l'olio extravergine di oliva che produciamo, perché l'olio è l'alimento base di tutte le pietanze. Senza un olio una pietanza non si può creare. Allora abbiamo voluto dare questo messaggio, questa passione, questa cultura nel fare un olio eccellente e ci siamo riusciti alla grande, puntando sulla qualità, sulle eccellenze siciliane, che è il nostro orgoglio. Ecco, abbiamo visto l'olio della tenuta Arena utilizzato proprio dallo chef adesso. Cosa si prova quando si vede il proprio olio utilizzato per piatti così importanti? Un grande orgoglio perché ogni albero di ulivo per noi è un figlio e lo curiamo con tanta passione e dedizione per fare il meglio che la natura ci possa dare. Nel salutare tutti i nostri amici di Bella Sicilia che ci stanno seguendo, cosa rappresenta per lei la nostra terra, la nostra Sicilia? La nostra Sicilia rappresenta il cuore del Mediterraneo, laddove si possono fare grandi cose, e invito i giovani a puntare sulle produzioni locali che hanno senz'altro grande successo se si fanno con i dovuti impegni, con i dovuti sacrifici, con le dovute professionalità, perché solo dall'agricoltura e dall'enogastronomia possiamo avere l'eccellenza del nostro territorio siciliano e portare tanti turisti. Ecco, ci stanno salutando dall'Argentina, dalla Francia, da New York, quindi chi non è mai stato in Sicilia, diamo un motivo per venire a visitare questa terra. I motivi sono l'enogastronomia dei prodotti eccellenti siciliani, perché non hanno nulla a che vedere con tutto il resto del paese laddove si produce eccellenza. In Sicilia la nostra terra, il nostro sole e tutto quello che ci circonda, senz'altro se fatto con impegno possiamo produrre eccellenze che vengono tra l'altro esportate in tutto il mondo. Grazie Cavaliere, allora presto anche un'intervista su Onda TV, quindi seguiteci anche lì. Grazie ancora, allora, una buona serata. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato un grande imprenditore che dalla provincia di Enna ha avviato un progetto grandioso. Ama la Sicilia, ama i suoi frutti e questa sera il suo olio, l'olio delle tenute Arena, viene utilizzato proprio dagli chef. Restate in pagina per tante altre dirette, però fateci anche sapere da dove ci seguite, da dove scrivete. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata.